Buonasera. Ha detto bene Francesca, aspettavamo qualche anno, non esageriamo con gli anni, sembra di parlare di decenni, il nuovo romanzo storico di Niccolò Micheli. Perché è il terzo volume di una, ovviamente, trilogia. Trilogia perché, lo diciamo tra parentesi, perché ha in comune con gli altri due romanzi un luogo immaginario, anche se poi c'è il corrispondente reale, che è il suo paese di nascita, Urassala, il luogo immaginario. E in effetti l'attesa aveva un senso, perché Niccolò Micheli, a mio modestissimo avviso, è uno dei più bravi narratori sardi. I suoi romanzi storici sono in libreria, potete consultare subito, anzi avete commesso l'errore di comprare subito il suo libro e quindi siete in grado di valutare, chi non l'avesse già fatto, la cifra stilistica di Niccolò. In genere si firmano dopo le copie, tu l'hai fatto prima, però adesso ti si è offerto al loro giudizio. E in effetti la grammatica di Febres, che presentiamo questa sera, insomma, colma quasi una, non dico una lacuna, ma ci restituisce un personaggio straordinario, che è un gesuita, un catalano, un linguista, un personaggio tipico della compagnia di Gesù. Solitamente i gesuiti hanno sempre rappresentato quell'idea, no? Ci ha sempre regalato quell'idea di persone molto acculturate che insegnavano, modellavano le menti dei ragazzi per conquistarsi e ovviamente in, tra virgolette, soggezione di intera vita. Ma la compagnia di Gesù in questo romanzo di Niccolò compare non nelle sue varie declinazioni, che possono essere anche poco commendevoli, no? Ma nel momento importante, nel Settecento, poco prima del loro scioglimento, decretato da Clemente XIV nel 1773. Ma questo personaggio, perché lo ritroviamo a Cagliari? Lo ritroviamo a Cagliari perché, costretto a lasciare il mondo nuovo, Sud America, dove i gesuiti svolgevano un'opera di evangelizzazione molto, molto profonda, dal Perù, anche nel Brasile, in Paraguay, dove tra l'altro parteciparono anche a una lotta, a una guerra con gli indios da loro stessi, diciamo così, istruiti alle armi, no? Ma anche in Cile, per esempio. Ecco, per vicende che il libro racconta in maniera magistrale, questo personaggio, questo linguista, questo gesuita, lo ritroviamo a Cagliari. Voi potete immaginare, proiettiamoci mentalmente nel Settecento, come era difficile viaggiare in quel tempo. Va bene, noi ritroviamo questo Andrés Febres, catalano. Non vi inganni il nome che poi compare, perché è un nome d'arte, un nome fittizio che gli viene dato per sfuggire, diciamo così, alla cattura di chi lo stava inseguendo, ma anche a qualche conseguenza anche peggiore, legge omicidio, che volevano farlo fuori. Qui nella terza ipocrisia è chiamato Bonifacio Dolmi. Lo ritroviamo a Cagliari con questo nome, Bonifacio Dolmi, che vuol dire tutto e niente. In realtà il suo nome è Febres, che dopo la sua morte sparisce, non si ha più notizie, eppure è vissuto a Cagliari, ha incontrato personaggi importanti della nostra storia, che fanno parte della nostra memoria storica, Gian Maria Gio, per esempio, ma anche, diciamo così, gli illuministi dell'epoca, i massoni dell'epoca, che si trovavano nei club, a banda, della casa di Gian Maria Gioi, di fronte al Duomo. E quindi quando muore questo gesuita, o ex gesuita allora, perché poi nel 1814 la compagnia viene riportata in auge da un altro pontefice. Detto per inciso, la compagnia di Gesuini, i gesuiti erano, come dire, oggi diremmo molto sbrigativamente, il braccio armato del Papa, come immagine, diciamo, di giornalistica.
ma lo erano effettivamente, perché erano potenti, erano intelligenti, avevano la cultura, che non era una moneta diciamo di conio era molto importante, tant'è che per secoli sono stati consiglieri dei re, dei potenti, ma alla fine succede che nel 1773, per questioni che ovviamente non desidererò neanche sotto tortura, loro sono costretti a lasciare il Sud America e lo fanno in maniera avventurosa, perché Clemente XIV si decide a dare sparo, ad accettare le richieste pressanti dei regnanti europei, o soprattutto quei regnanti che avevano interessi nel Sud America. Per una ragione molto semplice e banale. Il libro ha ben altro da dire e da raccontare. Questo, diciamo così, è il contorno e il contesto storico. Ma perché i gesuiti in quel momento storico e in quella zona del mondo si oppongono in qualche modo con la loro semplice presenza, con la loro opera, alle operazioni da schiavisti che facevano i portoghesi, che facevano gli spagnoli, che facevano i francesi, e quindi davano fastidio, oltre, diciamo così, al fastidio che covava ancora da decenni, da qualche secolo, diciamo così. Però questa è la causa scatenante che costringe Clemente XIV ad accettare le pesanti richieste di questi regnanti, e alla fine cede e scioglie la compagnia. Da questo momento in poi, quando Niccolò lascia al suo destino il nostro Bonifacio, alias Febres, inizia un nuovo romanzo. E allora il piacere anche del narratore si evince, emerge. Io potrei leggervi, ho messo molti giallini, in realtà è una finzione, era giusto per gratificare l'amor proprio del lettore. In realtà ho soltanto due letturine che però vorrei fare così a caso, non ho calcolato. Ecco, Febres scappa, poverino, scappare in quel momento, come da dire, esporsi ma veramente al rischio di essere accoppati in una qualsiasi strada, in qualsiasi viottolo, in qualsiasi città. Va a Torino, gira a Mengo dalle parti, e comunque sia, per diverse vicissitudini capita a Cagliari. La Cagliari del Settecento è raccontata da Niccolò in maniera magistrale. Sembrava, io ho immaginato quando Niccolò ha cominciato a scrivere di Cagliari, ci sono molte pagine dedicate a Cagliari, no? Si sentono gli odori, si sente l'odore di muffa e anche di urina, no? del castello, della marina, e poi bravo a tratteggiare anche i profili dei cagliaritani dell'epoca. Io ci ho immaginato sapete quei ruscelli con quell'acqua frizzante che avvolgono i ciottoli e poi riescono a penetrare ovunque. Ecco, io mi sono immaginato ho pensato di abbandonarmi a questo, farmi acqua e farmi trasportare dal narratore. Mi sono ritrovato, mi sono quasi catapultato in quei colori. Non so se avete presente il buon governo, sono quattro quadri di Ambrogio Lorenzetti a Siena. È un quadro meraviglioso, per cromatismi mi ha regalato questa immagine che Niccolò ha trasferito in prosa, no? Non tutto è aggradevole. Si accorse di mendicanti, di sporcizia, di ratti grossi come gatti che si incuneavano tra i piedi delle persone, di facce smunte e avvilite, ma il contesto generale in sé era tale da scacciare qualunque malinconia. Di certo quel sentimento non albergava nella liosa piazza San Carlo, l'attuale piazza Iene, un po' più grande di quelle che aveva già visto, e dove le case si poggiavano direttamente sui bastioni,
mentre i mercanti avevano già allestito al centro le proprie baracche e vendevano qualsiasi prodotto della terra. Intorno gli avventuri erano pronti ad acquistare, molti solo a guardare, ma comunque si respirava un'aria rilassata. Di tanto in tanto si imbattevano in qualche divisa, soldati mercenari che prestarono il proprio servizio per i viceré, ma anche loro erano privi di qualsiasi traccia di nervosismo, come se Cagliari fosse un porto franco, alieno a misfatti e criminali. Non era così. Insomma, il nostro personaggio, che, ripeto, lo abbiamo recuperato dall'oblio grazie a una intuizione di Nicolò, che è stato bravo a cogliere una sollecitazione, bisogna dirlo con onestà. Lui stesso lo ha messo anche in un'intervista pubblica, pubblicata dall'Unione Sarda. Arriva a Cagliari perché Cagliari è la tappa che indica lì dai suoi protettori per stare tranquillo e buono, per liberarsi dai suoi inseguitori. Così non succede. E scopriamo pian piano che quest'uomo e le sue vicende sono frutto anche di tensioni, di atmosfere non solo cagliaritane, ma europee, internazionali, sia nell'epoca illuminista. I rapporti tra la Compagnia di Gesù con questa nuova aria che tira, di rinnovamento, crea conflitti, crea malumori, crea antipatie, opposizioni. Ma il nostro non cede, infatti lui è molto critico nei confronti degli illuministi. Cos'è questa fiducia cieca sulla ragione? Per essere è un conservatore sul piano della fede, è un progressista per altre questioni, e infatti lui, per ottimo linguista, si scopre la meraviglia della lingua sarda. Che meraviglia della lingua sarda! E comincia a scrivere. Poverino, non sapeva che il sardo dava fastidio ai regnanti di quel periodo, i piemontesi che il sardo. C'è una pagina meravigliosa che il giardino l'avevo messo, però questo sì, il giardino questo ritardo di secondi è quello per eccolo qua. Giraudo è uno dei funzionari piemontesi di Natale. Giraudo cominciò a leggere, ma venne subito interrotto. E che siamo? Turchi? Sbottò Vertez. Si tratta di sardo, signore. Sardo. E da quando in qua i suoi scimmieschi si possono tradurre in scrittura? Vertez scoppiò a ridere seguito da Giraudo, che però non si divertiva affatto. Poi, fatto si scrive così, insomma, in questo schifo di regno si procede a sentimento. Uno si sveglia la mattina e scrive a questa rispettabile segreteria in spagnolo, in catalano, in latino. No, latino no, sarebbe pretendere troppo da questi selvaggi, saremmo noi sardi. Adesso è anche in sardo. Non lo sanno che qui si parla italiano, che questa è l'unica lingua che si comprende, salvo il francese naturalmente. Su via Giraudo, non perdiamo tempo, Sua Maestà il sardo non lo capisce. Scriva la risposta del rifiuto e si rimane tutto al mittente. Stiamo parlando della prima grammatica scritta in sardo, un'opera ovviamente fondamentale, importante, poi il libro è ricchissimo di implicazioni, il lettore che si diverte e scopre che Niccolò Micheli offre a tutti delle opportunità. La grammatica di Vertez è un libro molto denso, intenso, apre finestre su regnanti. Prima la seconda lettura è stato Carlo III. Carlo III è re allora di Spagna, Borbone, abituato alle mollezze della pastiera napoletana, no? Si è ritrovato re a Madrid, per la corte seriosa, triste, e viene angariato dal popolo che vuole pane, addirittura pane, eccetera. Quindi lui ecco, ci invita a vedere chi è Carlo III in quell'epoca, ci invita a scoprire cos'è la Compagnia di Gesù, l'illuminismo, Voltaire, il giansenismo. A Porto Royale, mentre il nostro Febré sta a Cagliari, Pascal scriveva qualcosa che in realtà è una cosa che non ha fatto molta fama
a Pascal, perché era in controtendenza a quel periodo. In ogni caso ci restituisce una ricchezza di protagonisti che fanno di questo libro veramente una miniera da questo punto di vista. Sono riuscito a dire diverse cose senza svelarvi ovviamente l'omicida, il mandante e soprattutto come finisce. Ovviamente, poiché avete comprato, alcuni di voi hanno già comprato il libro, voi lo leggete e lo scoprirete da soli. Adesso vorrei essere aspettati perché c'è una parola a Maria Antonietta Monti. No, le cose serie. No, allora di sera io vorrei una quota di diritti di autore perché è il terzo romanzo che battezzo perché anche gli altri due vedremo giusto allora quando Nicola, che aveva già una scrittura esercitata nella sociologia, iniziò a dirottare e a voler approdare a questa vasta schiera di scrittura creativa, di scrittura narrativa che nasconde naturalmente una forma, credo, di fuga. Perché evidentemente, come accade anche in Sicilia, quando non riesci a agire nel reale, evidentemente ti rifugi nella narrativa e inizi a raccontare storie. Alcuni anni fa avevamo anche l'idea di fare un ciclo di conversazioni che si chiamava La ricerca della storia perduta, che sembrava quasi, e le abbiamo fatte qui, abbiamo avuto un grande esito, le riprenderemo con un eco che abbiamo costituito che a capo a Salone soprattutto, che si chiama Salda Bellezza, e riprenderemo a discutere, a tematizzare che cosa significa la storia perduta, perché questo simbolo in realtà sta dando compito a dei narratori che nella loro vita, guardate bene, hanno fatto gli storici, i sociologi, gli antropologi, ma scusa, perché non l'hai fatto in quanto mestiere tuo e scienza tua a sondare, a scavare le vicende della storia? Com'è che Giulio Angioni diceva preferisco essere ricordato per quella parte narrativa, così diciamo, ma allora potremmo continuare su questa cosa. Dunque abbiamo un problema. Evidentemente la storiografia o le stesse persone che hanno avuto in sorte di essere storici, in fondo si sono allineati nella loro ricerca a una forma di ricerca, potremmo dire, eterodiretta, eterodossa, e che comunque ha applicato alcuni stereotipi alla Sardegna, restituendo una narrazione storica che, se poi andiamo a vedere negli archivi, se si va a scavare negli archivi, e parrebbe che i nostri archivi soltanto dai più giovani o da quelli che non sono storici di mestieri siano frequentati. Ed è proprio così, me lo diceva anche Monsignor Capizzoli, coloro che frequentavano l'archivio arcivescovile era una marea di persone. Una amica mia, ricercatrice spagnola, 6 mesi di professore in Sardegna, si è stupita di vedere negli archivi sardi degli storici della domenica, dei narratori, ma di vedere molto poco i suoi colleghi. E quindi mi chiedeva, io non lo so, c'è una sardofobia in qualche modo, c'è una schizofrenia, e quindi c'è la necessità di recuperare quella parte negata, quella vergogna negata sul piano letterario.
Ora, non è il caso proprio di Nicola Migheli, perché nella sua mestiere di sociologo o di editorialista le cose che deve dire le dice, quindi non appartiene alla categoria che si rifugia nella narrazione storica, semmai la narrazione storica gli serve per fare una sorta di pedagogia sociale, per fare una sorta di didattica della storia. E in quale iniziativa la ricerca della storia perduta, in verità noi ci siamo posti il problema della necessità di una didattica della storia della Sardegna che non sia queste cose che io trovo quasi ridicole, raccogliamo il film perché si inserisca la storia dei rurali, dimostra che la gente non vede da parecchio tempo libri scolastici, perché credetemi, il nuragico nell'ambito dei libri di storia dell'arte o di storia c'è già. Semmai bisogna chiedersi com'è che il 15% del curriculum che può essere agito con la storia locale non viene praticato in Sardegna, e quindi probabilmente c'è un chiedersi perché questo accade. Allora, quando facevo quelle iniziative, una storica della fase moderna ci disse, proprio a proposito del primo libro, del primo romanzo di Nicola, che aveva letto il secondo, che aveva recensito con grande precisione, encomiandolo non poco, aveva anche detto che in realtà ciò che veniva narrato lì non diversamente avveniva in Andalusia piuttosto che in Olanda, cioè le classi esistevano, la forte colonizzazione esisteva qui come altrove, lo schiavismo, diciamo, lo sfruttamento delle classi subalterne era abbastanza identico, quindi non c'era una questione sarda specifica in relazione a quella forma di colonialismo, e apprezzava il fatto che Nicola nei suoi libri non cadesse nella desiderio di sostanzialmente accentuare il fatto che la Sardegna costituisse una particolarità. E dei tre libri, dei tre romanzi, forse questo è quello in cui ogni tanto fa breccia questo piccolo vezzo di accentuare, quasi che si visse in qualche modo le tele di Fanon, è che no, nel colonialismo, colonizzazione e decolonizzazione, mette insieme l'America Latina della conquista e la Sardegna. È possibile che le metodiche fossero le stesse. Comunque, dovrebbero definire, come mi è capitato per le altre due volte, che tipo di romanzo è, come uno lo potrebbe definire. Non è un giallo. Sì, è vero che c'è un tentativo di omicidio, ma non è un giallo. È vero che c'è uno che fugge e qualcuno lo insegue, ma non è affatto un giallo. E anche questo, che in Sardegna si pratichi molto questo genere, è un tentativo, come dire, di superare l'angoscia complottista che noi abbiamo, quella spazzatura è apposta lì fuori anziché pensare che uno ha organizzato male il servizio. Cioè noi pensiamo sempre cosa c'è dietro questa roba, e si vede con una grande perizia che dietro non c'è nulla se non l'agire degli uomini e delle persone, e dunque lui segue il percorso dell'agire. In una definizione che potrei dare, tuttavia, avendo letto 3 volte, avendo anche discusso a lungo con Nicola, con cui abbiamo una pratica quotidiana di conversazioni, di scrittura, eccetera, eccetera, ebbene, io credo che sia una sorta, questo finalmente si vede chiaro, quello che si intravedeva nei 2 precedenti romanzi. C'è una sindrome dell'occultamento continuo e dell'auto-occultamento, per cui il protagonista in realtà è entrambi i nomi che vengono usati. Non è vero che sostanzialmente non si riconosca nel suo vero nome e poi non si riconosca nel nome
che assume a Cagliari, con cui a Cagliari viene riconosciuto, tant'è vero che ci vuole un'indagine per capire che non è lui, ma lui sostanzialmente è a suo agio, quindi è un vero romanzo dell'occultamento, dell'auto-occultamento, che è un modo resiliente di sopravvivere nel momento in cui gli altri, sostanzialmente, mentre viene sciolta la compagnia di Gesù, si adattano, si vendono. Quindi è una sorta di metafora, come dire, di fatto uno si nasconde per esserci, e anzi, più si nasconde, più praticamente è. Ed è interessante questa cosa, perché non v'è dubbio che si tratta di un popolo, non sta parlando di una soggettività, sta parlando di un popolo, mi sembra la storia della genetica per gli orgastrini che diventano più piccoli perché sono adattati e vivono appunto più a lungo. C'è in qualche modo lo sdoppiamento in cui chi è, noi abbiamo il dubbio che questo sia un personaggio inventato, quindi c'è una tentazione molto forte di pensare ad alcune cose di cui scrive Borges, e non è un caso che tutta la vicenda latinoamericana è borghesiana, letteralmente. I personaggi che vengono lì rappresentati c'è una suggestione di questa natura, sono realmente esistiti, non sono esistite, come Borges quando dice le bibliografie, no? Legge in nota, dice, ma esiste realmente questo autore oppure non esiste? E per cui se uno vuole fare lo spiritoso, la spiritosa, provocare qualcuno, cita qualche cosa, qualche autore che non esiste, quello dice l'ho letto, ed è in realtà tutta questa parte è forse la più interessante, la meglio riuscita a mio giudizio, perché a quel punto è una sorta di storia dentro la storia tutti i personaggi che si incontrano. Noi alla fine finiamo per credere che siano tutti realmente esistiti, proprio perché c'è una sorta di realismo alla Marquez, in qualche modo, latinoamericano, senza evitare, attenzione, senza cadere, no, ma proprio c'è una sorta di comportamento a quel punto in cui è vero, come ha detto Pietro Picciardi, ci riconosco Cagliari, ma in realtà noi non sappiamo com'era Cagliari nel 1700. È l'idea che abbiamo. È l'idea che noi abbiamo. Non è possibile una città di 4.000 anni, di 8.000 anni complessivamente, ma quando c'è una forma urbana di 3.000 anni, e noi possiamo ricostruire una forma oggi, sono sempre rifiutato. Quale punto? Quale cosa? E poi è vero che la capacità di Nicola è ricostruire il paesaggio olfattivo, per cui è vero che chi veniva da lontano, arrivava a Cagliari, sto parlando prima delle grandi fognature di quarto eccetera, sentiva quella specie di odore, pensava, però che bello questa cosa del Cagliari del mare, in realtà era l'odore delle fogne che non c'erano, delle fogne aperte. Quindi c'è una sorta di ricostruzione, un po' adesso non voglio scomodare, ma anche Gramsci quando inizia a scrivere in questa città, e quindi alla banda, e quindi alcuni elementi su Cagliari peraltro si è scritto molto, e dirò che a mio giudizio quando lui cita una serie di cose, a me soprattutto gli scontri eccetera, mi ricorda l'autobiografia, quella, sto parlando dell'edizione critica di Vincenzo Sulis, ad esempio, dove Vincenzo Sulis descrive una serie di elementi come vorrebbe che i piemontesi percepissero alcuni comportamenti, e Nicola questa cosa la pratica, ed è interessante, ed è molto interessante, perché alla fine vado a chiudere perché gli eventi sarebbero tanti, perché ad esempio tutta la storia dei Gesuiti, un po' quest'anno mi è capitato di incrociarli, ho presentato alla Teologica un bellissimo volume di Monsignor Carizzoso su Cagliari e sul seminario di Cagliari, no? Sulle relazioni che i rettori del seminario di Cagliari fanno, sono tutti piemontesi, sono tutti gesuiti piemontesi, e in verità la rappresentazione della Sardegna è esattamente la rappresentazione che già dal Settecento i piemontesi hanno.
per dire, a voler leggere queste cose, a me sembra che quasi quasi il periodo spagnolo non sia stato così tragico. No? Nel senso che tutto sommato c'era un comportamento di lasciar fare, no? E di consentire che a quel punto, tant'è vero che c'è, e nel libro, nel romanzo di Nicola, in realtà questo gesuita, questo piccolo gesuita, che sopravvive a tutti, che diventa sempre più forte man mano che si va avanti, sempre più identitario, si trova bene a cadere come sostanzialmente in Cile. Erano i luoghi, come in America Latina, erano i luoghi spagnoli d'oltremare, e dunque si fa il giro della Sardegna, la conosce molto bene, e arriviamo alla lingua. Anche qui io penso che ci sia una proiezione da parte di Nicola delle recenti vicende sulla retorica della lingua sarda. Dobbiamo a Porcu, Franco Porcu, che ha scritto quell'opera fondamentale filologica su Pisurzi, ricostruendo il codice della poesia di Pisurzi nel Settecento, inventando una disciplina finalmente che si chiama filologia della lingua sarda, e facendo delle precise distinzioni tra Pisurzi, Madao, che compare nel libro, e Luca Cuvegli, che viene dopo. Ed è interessante il fatto che Nicola risenta fortemente di questi studi recenti e finalmente oltrepassanti tutto questo ciarpame intorno alla lingua sarda, perché va da sé che Pisurzi, che Porcu riconosce in Pisurzi, in Madao e negli altri, ma lo vediamo qui anche in Maria Giorgi, l'uso di una lingua sarda comune negli uffici, non la Babele. E nelle discussioni con quelli che saranno poi protagonisti dei fatti di Parabanda che compaiono qui, e noi pare quasi che li vediamo discutere, quelli del capo di sopra, in realtà loro parlano della lingua sarda e va da sé che stanno parlando di un codice di scrittura univoco in tutta la Sardegna, non pasticciato, perché erano classi dirigenti che erano bilingue, poi diventati trilingue, perché di più ancora, perché spagnolo, italiano e sardo, ma sardo illustre lo definirei, sardo della poesia, sardo dei documenti, sardo dei notari. Quindi rispetto a tutto quello, a questo chiacchiericcio che si sente intorno, io credo che faccia anche bene ritornare su questa cosa. E dunque chiudo dicendo: com'è stato possibile, in mezzo a tutto questo chiacchiericcio, che ci siamo dimenticati che uno genovese, catalano, latinoamericano, fa così sardo, perché lui si fa sardo, e questo è interessante, lo capisce, lo studia, inizia una grammatica, chiede tutte le autorizzazioni, ne discute con giornalisti maggiori, perché ne discute poi nel verisimile che Nicola mette in scena in maniera stupenda, ne discute con tutti questi. Come che c'è questa rimozione? Chi ha fatto sparire quelle carte? Perché non v'è dubbio che lui la grammatica l'ha scritta. Che fine ha fatto? Perché il personaggio di cui si parla è un personaggio reale. La grammatica l'ha effettivamente scritta. Che fine ha fatto questa grammatica? E com'è che i nostri linguisti hanno sottovalutato e non sono andati alla ricerca negli archivi o nella biblioteca, no? Non sono andati alla ricerca di questo testo preziosissimo che i contemporanei discutevano. Allora, il tentativo di omicidio, che non andiamo oltre, è semplicemente probabilmente una metafora da parte di Nicola, ce l'ho per una specie di giallo, sul fatto che si tenti costantemente di ammazzare una cosa che fa parte quasi genetica di ciascuno, che è la lingua, come il paesaggio. E allora non ci si riesce. D'altra parte, questo rimane fedele a se stesso fino alla fine,
ed è un personaggio a quel punto gigantesco. Come altre volte ho detto nei romanzi di Cora, è come se fosse una piccola sceneggiatura, in questo caso piuttosto che cinematografica, quasi teatrale, in cui tutta la Sardegna, fatta a sfondo, ha uno sguardo che viene da fuori, e come è accaduto a tutti gli Ulisse che sono arrivati in questa Itaca della Sardegna, in realtà poi hanno girato, sono tornati e non se ne sono andati. Poiché abbiamo qui l'autore, forse è il caso fare qualche domanda. Qualcuno diceva anch'io, prima di dare la parola a voi, ovviamente, che poiché avete già il libro, siete già esperti, quindi avete già delle curiosità. Ecco, una mia curiosità. Prima di scrivere la grammatica, Andrés Febres ha scritto anche altro. Ovviamente non scendiamo adesso nei dettagli, ma ha scritto altre cose imbarazzanti, insomma, accusa il Papa, critica il re di Spagna, insomma, è uno che dà fastidio, uno dal punto di vista del romanzo e del narratore, è uno che poiché dà fastidio è uno da eliminare. Ecco perché viene inseguito da Killer, ci sono molte spie, ovviamente. Ecco, una mia curiosità è questa. Come ricordava Maria Antonietta, il nostro protagonista nella sua permanenza a Cagliari entra in contatto con i club giacobini dell'epoca, e che sono fondamentalmente tre, quelli di Caretu, Angioni, e il terzo? No, i club erano tre. Sì, erano tre, sì. Quello di Gio Maria quello dell'avvocato Caretu. Caretu e il terzo non lo dico. Perfetto. Vi garantisco questo Un colpo di anni si chiama. no, perché lui credo di aver scritto anche un mio romanzo che sono tre, non mi ricordo adesso qual è il terzo. Ecco, il nostro protagonista, sì, no, adesso a parte gli scherzi, lui entra in relazione ovviamente con questi grossi personaggi che sono centrali nella scena cagliaritana e non solo cagliaritana. Però lui alla fine rifiuta l'invito che gli viene fatto da non so se è inventato o no, oppure da un suo ex discepolo che è diventato che diventa che è diventato Diego Chetti, che può essere anche il suo alter ego a Cagliari in qualche modo, mettiamola così, e lui rifiuta l'invito a aderire a questi club di framassoni. Perché? Ecco? Tanto grazie. Voi due avete detto veramente delle cose bellissime. Poi quando uno sente, uno scrive il libro, poi quando sente gli altri che lo presentano, i lettori, si scopre che ne ha scritto un altro. Ci sono queste sensibilità meravigliose. Le critiche delle telefonate alla terza lettura. Ma infatti, così scopre però la cosa cioè perché è così, perché è normale, perché ognuno legge lo scritto di un altro e lo legge con i suoi occhi, con le proprie esperienze, con la propria storia. Torno alla domanda che mi hai fatto, Pietro, perché lui rifiuta di diventare massone. Voi tenete conto che allora molti gesuiti lo erano, molti sacerdoti lo erano. Qui se ne cita uno, Carboni, che anche lui faceva parte del movimento, era gesuita e ha fatto parte anche del movimento, insomma, della rivolta. Beh, uno che sui tempi veniva considerato come il maggior poeta latino vivente. Beh, lui era massone. Perché Febres rifiuta? Naturalmente questa è una cosa sicuramente di quella attenzione, però leggendo sui questi, parlandone con il mentore, il mio Virgilio,
Emanuele, alzati perché il merito di questo libro è anche tuo, perché sei tu che hai scoperto, quindi c'è una cosa che la discussa, poi ti dirò anche qualcosa rispetto alla scomparsa. Dicevo, lui non poteva, cioè, la sua struttura mentale, per le cose che aveva scritto, per la polemica che aveva, lui era interessato al movimento illuministico, però lui aveva un'altra concezione. In lui tutta l'esperienza delle riduzioni latinoamericane erano fortissime, cioè lui aveva una forte attenzione all'alterità. Lui scrive la seconda grammatica della lingua dei Mapu, il Mapungum, il Mapuche sono il popolo, la lingua è Mapudungun, per me è impossibile da pronunciare, e lui scrive la seconda grammatica, peraltro facendosi anche dei nemici, anche lì. E il primo nemico fu il suo maestro, perché il suo maestro magari contava di avere lui l'incarico della compagnia per scrivere la grammatica, era un poeta e se ne fece un nemico eterno. Quindi già immaginatevi il tipo di personaggio. Lui aveva questa fortissima attenzione, lui credeva, cioè veramente, l'hai detto molto bene, no? Usando dei termini moderni, attuali, cioè perché lui era un conservatore dal punto di vista dottrinale, no? Però molto attento, quindi un progressista, uno, oggi lo definiremo così, uno che voleva che le classi subalterne, usiamo un termine che è un po' passato di moda, che le classi subalterne fossero elevate. Naturalmente questa vicenda non poteva avvenire così come teorizzavano gli illuministi, cioè piena libertà a tutti, no? Tutto sulla responsabilità sociale. No, lui invece ha un atteggiamento di tipo comunitaristico, diremo oggi. E in più ha un altro elemento, che è quello di essere un gesuita e quindi di vedersi come mediatore, no? Anche con l'autorità, col mondo, con Dio. Quindi lui avendo una concezione di questo genere non poteva accettare di entrare dentro una qualsiasi logia, soprattutto quando poi scopre che deve dare obbedienza. Lui dice: io la mia obbedienza già ce l'ho, no, quindi non posso entrare in una cosa. Quindi questo è quello che naturalmente questo attenzione, perché noi non abbiamo notizie rispetto a questo, però è plausibile, perché lui era un personaggio noto, che lui abbia incontrato questo testo. Posso integrare la domanda ancora? Sì. Se mi permetta qualche altra curiosità, posso... Quel che emerge alla fine della lettura è questo, il profilo di un personaggio dal rigore morale granitico, uno che rifiuta anche le avance di Tecla, una carità tonda che con tutte l'armamentario per far coronare qualsiasi uomo. Lui invece resiste, e non perché fosse anziano, resiste per questioni sue, perché non sta bene a un gesuita abbandonarsi ai piaceri che Tecla proponeva. Ecco, quindi emerge poi alla fine il rigore di quest'uomo. Ma era questa la morale? Cioè, tu perché hai fatto questa operazione? Per il semplice gusto di restituire alla storia, quindi alla nostra conoscenza, di questo già ti ringraziamo, è già un'opera altamente meritoria, un personaggio così straordinario che avevamo dimenticato, che nessuno conosceva, come io. Mi pare che non averlo mai sentito nominare Andrés Tepes. Oppure c'è un'altra ragione, la morale di questo libro, quale? Perché questo io non te lo so proprio dire se c'è una morale.
c'è indubbiamente, io posso semplicemente dire cosa è avvenuto mentre io studiavo e scrivevo. Beh, voi non ci crederete, ma io improvvisamente ho capito Papa Francesco. L'ho capito fino in fondo, poi non chiedo. Cioè, nel senso, perché l'ho capito? Perché ho capito che i fili di tutta la sua predicazione attuale, del suo apostolato, erano lì, no? Erano in quell'esperienza storica dei gesuiti in America latinoamericana. Quindi, questa cosa, poi è chiaro che, insomma, io ci ho messo anche la piccola storia d'amore, perché, insomma, un po' perché ci vuole, ma anche perché era un meccanismo per far notare come in lui agissero anche delle rigidità, cioè nel senso che lui aveva interiorizzato fino in fondo cioè l'aveva fatta sua, era forse anche una delle poche cose a cui si attaccava in questa vita era mia che ha avuto, cioè quindi la sua vita è una dimostrazione di grande rigidità, perché altri gesuiti spagnoli, no? Tordesillas per fare un nome, si sono rivenduti tranquillamente a Re di Spagna. Beh, loro avevano, quando sono stati mandati via, gli era stata data una sorta di pensione, no? Sia ai coadiutori più bassa che ai sacerdoti. Però si dovevano impegnare a non scrivere nulla contro la Spagna, a sottoporre all'autorizzazione tutti i loro scritti e così via. Un personaggio, appunto, io ho citato uno, ma altri, cosa fece? Semplicemente divennero dei grandi laudatores della Spagna e per cui venivano pagati 3-4 volte la pensione, mentre a personaggi tipo Fabres gli veniva tolta e lui poteva fare come gli altri, non lo fece perché lui aveva un obiettivo, cioè 30 anni, aveva due obiettivi. Il primo in assoluto era quello che la Compagnia di Gesù doveva essere ricostituita e quindi si dà da fare partecipando probabilmente alla scrittura di un primo libro e sicuramente scrivendolo un secondo, e che quasi certamente questo secondo libro è stato scritto qui a Cagliari, è stato fatto qui a Cagliari. Anche perché La cosiddetta seconda memoria cattolica. La memoria, perché c'è anche una cosa da dire storicamente provata. Il ruolo dei gesuiti a Cagliari è in un caso che credo che tu abbia inserito la figura di Diego. Non si sente. Sì, Diego Cherchi, per questa ragione. Il ruolo dei gesuiti a Cagliari, dal loro arrivo e in Sardegna, non soltanto nella città capitale, ma anche nei paesi, è un ruolo decisivo nella formazione delle classi dirigenti. Tant'è vero che nel momento in cui Diego non riesce a diventare prete, ritorna indietro, fa parte del gruppo della cosiddetta classe dirigente, l'avvocato, che sarà il suo mentore per certi aspetti, cioè l'allievo che diventa mentore del maestro e se lo porta anche a Sant'Ursula, se lo porta nei paesi suo. È lì svegliamo tutto adesso. Nel senso che alla fine c'è nel tentativo che lui fa di ricostituire, avendo rapporti anche con coloro che si erano spretati, è un tentativo che poi fa un fine. Voi sapete benissimo che il complesso di San Michele gli fu tolto e gli fu ridato subito, cioè l'hanno sempre utilizzato, hanno continuato a utilizzarlo finché non vengono ricostituiti. Ed è interessante da approfondire questo. Dicevo, quando viene fondato Puglia, in realtà c'è una continuità con quell'esperienza pedagogica che i gesuiti hanno svolto in Sardegna, mediando molto rispetto allo strapotere. Il parallelo che fa Nicola è quello, come era successo in Latino America, anche in Sardegna loro si impongono
Rispetto alla sessualità negata, io penso che lui a quel punto ha l'occhio del piemontese quando si nega, perché in fondo il piemontese, se c'è una cosa di cui si sconvolgono e si vede anche nelle relazioni quando fu costituito Cuglieri, è esattamente delle strane consuetudini che i preti avevano in Sardegna, no? Nel senso che potevano convivere, avevano delle concubine e nessuno si scandalizza. E lui, infatti, non si scandalizza, lui si scandalizza e dice com'è che non si scandalizzano, che tutti appare come uno rigido, gli altri sarebbero stati più tollerabili, come d'altra parte i piemontesi. Insomma, anche rispetto al comportamento delle donne che non si sposavano, avevano figli, convivevano, non si sposavano, pur essendo anche di classi elevate, lui nel libro a un certo punto lui guarda questa scena e dice com'è che sono fatti in questo modo. Riconosce comunque dei comportamenti etnici che aveva già visto in comunità, diciamo, non cristianizzate, che poi saranno forzosamente cristianizzate. Un altro elemento che emerge è questo, lo voglio dire perché l'ho pensato adesso, me lo sono ricordato adesso. Cagliari nel romanzo non è una città ai margini della storia. Quanto pensa Voltaire, quanto pensano gli illuministi, arriva a Cagliari. I loro pensieri condizionano determinate scelte, influenzano le scelte di molti intellettuali sardi all'epoca, intellettuali ma coloro che comunque svolgevano delle professioni, dai componenti della Reale Udienza, quindi Gian Maria Angioli e gli altri avvocati, i notai, insomma, Cagliari, ecco, è un altro elemento che il romanzo ci restituisce. Cagliari vive, la città viva, è al centro di scambi, di relazioni e anche di traffici, come ho detto io, poco commendevoli, nel senso che qualcuno, perché veramente, lasciamo perdere se sia un'invenzione del narratore oppure sia un dato storico acclarato, in effetti qui arrivavano non soltanto agenti segreti ma anche dei sicari per portare a compimento delle missioni di morte, insomma. Ecco, quindi questo personaggio che, ripeto, scompare immediatamente dopo la sua sepoltura in una fossa comune, vero? Okay. E poi per tantissimo tempo sparisce. Sì, poi ovviamente è stato recuperato in qualche modo, però devo anche aggiungere, se mi consente, Nicolò, quella notizia di cui parlavi ieri, cioè che questo personaggio, se è misconosciuto qui da noi, in Cile assolutamente no, è un personaggio molto infatti la cosa interessante, saluto gli amici dell'associazione cilena che sono voluti intervenire, è che in Cile lui è un personaggio conosciutissimo in quanto autore di questa grammatica. In Spagna è dimenticato come da noi. Io quando facevo delle ricerche ho anche chiesto a dei miei amici spagnoli se esistevano ancora all'archivio dei Gesuiti di Manresa, perché lui è nato in quella città catalana e lì ha fatto i suoi primi studi prima di partire, perché a Santiago del Cile è arrivato che aveva 21 anni, e mi hanno risposto che gli archivi del collegio gesuitico di Manresa sono stati bruciati durante la guerra civile. Quindi, per cui lui non è conosciuto, ho conosciuto pochissimo anche in Spagna, poco anche in Catalogna. Per i catalani lui dovrebbe essere un personaggio importante per quel che ha fatto, per il suo ruolo. La Sardegna. In Sardegna il primo che ne parla nell'Ottocento fu Sciotto Pintor, in un suo testo sulla storia dei letterati sardi, della letteratura sarda. E già Sciotto Pintor diceva che la grammatica era scomparsa. Parlava dei caratteri che avevano trovato
E poi di una terza cosa che io non ho messo nel romanzo perché effettivamente non sapevo dove agganciare, cioè sul fatto che Andrés Febrés fosse anche una sorta di inventore. Pare che avesse inventato una macchina per estrarre l'acqua dal sottosuolo. E Sottopinto ne parla in una maniera molto, cioè abbiamo perso un grande personaggio. Poi silenzio. Ricompare alla fine del secolo scorso, di questo, cioè del Novecento, insomma, alla fine del Novecento ricompare in una nota del professor Mattone, dell'Università di Mattone, e poi in uno studio che ha fatto la professora Lorenzi, però semplicemente in relazione a Matteo Madao e al ripulimento. Punto. Poi è arrivato Emanuele, che ha ripubblicato il testo su Sant'Efis, testo anonimo, però ormai da tutti attribuito a lui. Quindi questo è il meccanismo, no? Ora io spero che serva a ridare vita. Con questo libro sicuramente Io abbiamo restituito l'esistenza, nel senso che ti ho convissuto. Intanto dicevo Andrés, posso anche liberarmi che l'ho pure sognato una notte, ho detto Nico, stai calmo, tranquillo. Cioè perché se tu inizi a pensare ma come te budi, ma come te pensi la vita? Alla fine capita che c'è il sogno. Però mi consenti, io preferisco leggere come ho fatto questo romanzo come un romanzo d'avventura, perché in effetti quel che conta non è tanto quel che scrive l'autore, ma è come il lettore si avvicina al romanzo. O meglio, si può leggere un romanzo anche a prescindere dalle intenzioni del narratore. Io ho letto questo romanzo perché già tanto pregustavo il fatto di leggere un romanzo di Nicolò, ma comunque sia, e ha avuto ragione ad avere questo approccio come un romanzo d'avventura. Certo, Maria Antonietta ha ragione, non è, come dire, un giallo nel vero senso della parola, non è un giallo, non ha tutti i requisiti, però l'andamento, cioè ha quella sospensione che ti lascia, che ti fa, come dire, aspettare il colpo di scena, che comunque ti possa avvicinare a un esito qualsiasi, che comunque sia, resta misterioso. E rimane misterioso, il mistero rimane, non ve lo dico però. Non ve lo dico. Se c'è qualche curiosità, qualcuno, prego. Io ho letto gli altri due libri di Nicolò, siamo colleghi, però lui sa benissimo che viaggiamo su tematiche diverse. Io credo che, almeno da quello che ho tratto dagli altri, questo lo devo ancora leggere, e molto volentieri l'ho preso, che Nicolò quando scrive romanzi non si mette in testa di dare morali, cioè questa storia che quando scrivi devi dare per forza una morale è proprio paradossalmente moralistica, insomma non serve a niente. No, ho scoperto invece un Nicolò che ti restituisce un'identità che abbiamo perduto, no? Ma anche il sapore della parola, il sapere in Nicolò diventa anche sapore, profumo, gli ambienti, la camera da letto, eccetera. C'è anche quella scena del porto, della nave da guerra che contrasta poi con un tramonto bellissimo, eccetera. Certo. Poi ognuno di noi lo legge come vuole. Per questo mi piace Nicolò, perché non pone nessuna morale. Però io mi ci rifletto e lo ringrazio perché mi restituisce un'identità che piano piano purtroppo stiamo perdendo. Benissimo, grazie. Una domanda? Prego. Volevo sapere, Nicolò, se ti si attaglia davvero lo psicologismo ipotizzato dalla tua relatrice, cioè che ci si rifugi nei romanzi storici per reagire a una realtà che non si riesce a cambiare. No, non lo so questo. Io credo che, cioè,
però la cosa non mi intriga come questione. Intanto, vabbè, noi ci diamo anche da fare politicamente per quel poco che possiamo, dico noi perché con te Maurizio abbiamo cose insieme, cose comuni. Però la domanda è: perché tu scrivi romanzi storici? Semplice, io faccio il sociologo, non riuscirei a scrivere un romanzo sull'attualità, non ce la faccio. Sull'attualità non ce la faccio proprio, cioè nel senso che mi sento bloccato. Io ci ho anche provato e ho detto no, mentre il romanzo storico mi intriga per una semplice ragione, intanto perché posso anche parlare dell'attualità. Quando Maria Antonietta faceva riferimento alle varie dinamiche della lingua sacra, aveva perfettamente ragione. Qui c'è una grande scoperta, non il libro, la grammatica di Perplesso, è una grande scoperta, perché lui ha come punto di riferimento il sangue illustre. Ora, voi ditemi ciò che volete, ma di quello si discute, perché lui faccia una grammatica di tre modalità sarde, del sangue illustre, del logorese moderno, come lui lo definisce, e del cagliaritano. Prima sorpresa, non esistette il campanello. Punto. Non esiste. È un'invenzione novecentesca, ma forse di Ottocento. Quindi, cosa vuol dire? Questo ti dà la possibilità di guardare, certo guardi con gli occhi di oggi, perché il Settecento sia lì a due passi, perché poi quando leggi la loro cosa ti accorgi quanto la nostra modernità sia figlia della loro e quanto quei fili culturali siano presenti ancora oggi. Però allo stesso tempo sei un contemporaneo, cioè gli occhi sono quelli, e quindi per uno come me la possibilità che il romanzo storico mi dà è anche quello di riuscire a fare dei discorsi sull'attualità senza che siano strettamente legati all'attualità. Bravo. Mi scusi, io quando ho detto quell'affermazione non era uno psicologismo, stavo citando Steiner e Apre Babele, quando riferendosi a Salvatore Satta dice, per quanto riguarda la narrativa sia della Sardegna che della Sicilia, che riescono a raccontare il mondo proprio perché è una sorta di grande metalinguaggio, non riuscendo a incidere e ad agire sul reale. Allora c'è un trasferimento di senso, quindi non era una mia e non era neanche una forma proprio di psicologismo. Se noi mettiamo in fila il momento stesso, proprio la sequenza diacronica del modo in cui si è percepita la storia della Sardegna moderna, cioè contemporanea moderna, noi scopriamo che in realtà la cosiddetta storia ufficiale, posso dire per l'archeologia, no? È proprio recentissima come percezione di storia nel senso pieno della parola, nel senso in cui le Annales hanno teorizzato l'approccio storico, altrimenti c'è un sottofondo o etnocentrico o fortemente ideologico. Allora improvvisamente il fatto che uno nel Settecento costruisca una grammatica con un approccio, come dire, di formalizzazione e specifichi esattamente il ruolo, al punto che in un dialogo che Nicola improvvisa, inventa la straordinaria, qui dice tornassi indietro, scrive, dice uno dei commensali, questa cosa da scrivere in cagliaritano, che ricorda tanto l'atteggiamento di molti logudoresi quando hanno scoperto che è venuto Lovina che scriveva delle cose straordinarie, no? in cagliaritano, poi diventato capitanese, e scoprendo che non è soltanto il logudorese illustre che può scrivere di poesia, ma anche il gallurese, ma l'importante è la formalizzazione del codice, non l'estemporaneità qualsivoglia. Quindi è interessante questo. Noi credo che ritorneremo altre volte su questo ragionamento partendo da questa figura e da come probabilmente è stata negata volutamente. Nel libro si intuisce che c'è una direzione voluta.
Probabilmente sì. Prego. Ciao, Nicola Bello, dottor Samuele. Sì, un elemento che ancora la dottoressa molto richiamava, che non ho letto il romanzo, ovviamente lo assisterò alla sua uscita, in ogni caso non l'ho letto tutto il però evidentemente questo tema della lingua comune e delle varianti possibili probabilmente attraversa il romanzo e le ipotesi che si fanno intorno a questo personaggio. Ecco, io così mi ponevo il problema, perché così sembrava che in qualche modo emergesse durante la conversazione, di una sorta di gerarchia, insomma, tra una possibile lingua comune e le varianti legate all'oralità, all'esperienza poetica che comunque si articolano. E quindi mi interrogavo se non fosse il caso in qualche modo di mantenere una prospettiva di un attento equilibrio per due aspetti, insomma, no? Penso adesso sulla distinzione tra la lingua e la parola, penso al bellissimo mito di Babele dell'Antico Testamento e il mito della Pentecoste del Nuovo Testamento, dove parlano comunque una lingua diversa eppure si capiscono. Ecco, forse è proprio la singolarità della lingua, le varianti possibili che riguardano di fatto poi le aperture di comprensione, di interpretazione delle pensazioni di ciascuno, che sicuramente escludono ogni dimensione gerarchica dei due aspetti della lingua. Senza entrare un po' come questo. Sì, no, senza entrare, però una cosa la voglio dire, la lettera che lui scrive al governo sabaudo è scritta in italiano ed è scritta in sardo. Il sardo che lui usa è il sardo illustre. Il libro che lui scrive su Sant'Efisio è scritto in sardo illustre. Questo è quello che abbiamo. Lui è anche autore di una modifica ortografica ed è importante questo. La modifica ortografica è sostanzialmente il modo in cui noi oggi scriviamo il sardo, cioè perché tramite la sua opera lui passa dall'ortografia di tipo spagnolo, per intendersi, all'ortografia di tipo italiano. Perché lo fa? Lo spiega tranquillamente, perché dice lui vuole che il sardo venga preso anche dagli italiani. Tenete conto che lì, quando si parla degli italiani, si parla di quelli oltre gli italiani. Sempre. Non di quelli qui, no, quelli qui sono sardi, gli italiani sono quelli oltre gli italiani. Bene. Prego. Sì, allora, noi siamo felici di Claudio, ha ravvisato un po' di difficoltà nell'intendere il sardo, visto che ci sono. Allora, è nato in Cile e c'è soltanto una lingua, il Mapudungun, sì. E lui arriva dalla Catalogna e c'è praticamente solo il catalano, e nelle lingue, diciamo così, oltre il numero 45 per diffusione ci sono sia il catalano, sia il sardo, sia il Mapudungun. Il che significa che quando è arrivato in Sardegna e si è ritrovato lui da esperto di lingue minoritarie, diciamo così, ha trovato difficoltà nel vedere poi un'ulteriore divisione tra il logudorese nobile, il pseudo campidanese e altre poi ulteriori minoritarie all'interno della Sardegna stessa. Perché è stato a Ravenna, però lì non c'è passaggio. No, ma lui conosceva molto bene l'italiano. Allora, intanto lui era un personaggio fortemente vocato per le lingue. Cioè, come pochi. Questa è una cosa che sorprende. Allora, lui a casa sua ha parlato catalano. È cresciuto in un ambiente catalanofono. Poi ha sicuramente imparato il castigliano a scuola, ha imparato il latino, ha imparato il greco. Quando arriva a Santiago de Chile, al collegio di San Miguel,
Quando arriva lì, lui ha già questa conoscenza linguistica e entra in contatto con i gesuiti che conoscevano la lingua dei Mapuche e lui la studia perché quelli la studiavano tutti. Non la studiavano perché poi la predicazione, lì c'è ed è anche una delle ragioni dello scontro tra i gesuiti e gli altri ordini, perché i gesuiti praticavano l'inculturazione, quindi io devo parlare ai nuovi fedeli o ai fedeli nella loro lingua. Questa è la sua grande preoccupazione, sempre comunque. Quindi lo impara, lo apprende talmente bene, che poi alla fine riceve l'incarico della compagnia di fare la nuova grammatica. Ce n'era già una, quella del Valdivia, ma era di 100 e più anni antecedente, perché lui anche qui propendeva per il cosiddetto salvo illustra, perché è il loro metodo. Loro parlavano di lingua generale, della lingua generale, quella che può essere capita da tutti e deve essere scritta da tutti. Tu saprai, Claudio, che su questo fatto per me si è anche criticato da molti Mapuche, perché ritengono di essere stati deprivati del loro linguaggio naturale. Alcuni, no, però c'è anche questo tipo di cose. Quando poi lui arriva qui trova un luogo dove si parla catalano, dove si parla castigliano, dove si parla l'italiano che lui ha imparato quando era a Ravenna, e poi imparare il sardo è la cosa più normale di questo mondo. Perché? Perché intanto per la vicinanza tra, allora ancora di più, tra il sardo, il catalano e il castigliano. Quindi lo apprende benissimo, senza nessun problema. In più c'è però questo elemento che dicevo prima, che lui era fortemente vocale. Ma già nell'ambito dei gesuiti spagnoli, o comunque che provenivano dal mondo ispanico, quindi dalla Latino America, c'era una grande divisione. C'erano alcuni che si rifiutarono di imparare l'italiano e scrissero sempre in spagnolo, quelli che poi venivano premiati, mentre gli altri invece scrissero anche in italiano. Quindi non ha avuto grandi difficoltà. Non vedo mani alzate, quindi possiamo chiudere. Sì. Va bene, va bene. Grazie. Ringrazio Maria Antonella Mongiu, Antonio